Mezzogiorno in punto, buona giornata, ben trovati dalla redazione di Rete Veneta. Focus TG fino alle 13:30 con molta cronaca, soprattutto nella prima parte, poi aggiornamenti anche sanitari, oltre che sul coronavirus di cui daremo il consueto bollettino verso la fine, anche con ampie e ricorrenti purtroppo notizie sulla diffusione del West Nile virus, ma parleremo anche di economia con l'allarme degli imprenditori, degli industriali di Padova e Treviso che segnalano il rallentamento della crescita frenata dalle difficoltà del caro energia e della guerra. Parleremo anche di scuola, di superstrada pedemontana con il ricorso al TAR del comune di San Zenone. Apriamo con un'ultima ora di cronaca battuta poco fa dalle agenzie, perché c'è un 35enne veneto coinvolto in una vicenda di violenza sessuale ai danni di una 18enne, successo a Gabicce Monte in provincia di Pesaro Urbino. Entrambi, questo 35enne veneto e la ragazza, insieme alla famiglia, erano in vacanza appunto nella località marchigiana tra la Romagna e le Marche. Questa ragazza sarebbe stata violentata e picchiata appunto da questo 35enne veneto, conosciuto la sera stessa dopo alcune ore passate in discoteca. Secondo la prima ricostruzione i due non si conoscevano fino a quella sera, hanno fatto amicizia proprio all'interno della discoteca. Attorno alle 2 di notte lui si sarebbe offerto di accompagnare la ragazza in hotel. Una volta in auto l'atteggiamento dell'uomo sarebbe diventato violento, la ragazza costretta appunto a subire violenza sessuale con molte percosse per zittirla. Una volta scesa dalla vettura la ragazza ha chiamato i familiari per essere accompagnata in ospedale, avrebbe subito fratture con una prognosi di 45 giorni. La squadra mobile ha individuato e fermato il presunto violentatore, provvedimento convalidato. Ora l'uomo, appunto, abbiamo detto un veneto, si trova in carcere. La competenza è passata alla procura di Pesaro perché il fatto è accaduto appunto nel territorio di Gabicce, quindi in territorio marchigiano. Il PM di turno, Maria Letizia Fucci, sentirà la giovane e formulerà l'eventuale richiesta al GIP di misura cautelare in carcere a carico del 35enne. Altra cronaca ancora ci riporta alla morte nel lago di Revine della piccola Maria. Ieri c'è stato il saluto del Grest, la bambina, come ricorderete, annegata nelle acque del lago. A Vittorio Veneto la cerimonia di chiusura delle attività del Grest 2022. Preghiamo per la piccola Maria, pensiamo a lei ogni istante. Si limita a poche parole la suora che si trova all'ingresso del campus San Giuseppe, dove oggi si chiude l'attività del Grest 2022. I bambini dicono che Maria li guarda dal cielo, spiega la suora che assieme agli animatori aveva accompagnato i bambini al lago di Revine. Ed è così che i piccoli riescono ad affrontare un dolore grande, sconosciuto. Così riescono a salutare la loro amichetta scomparsa all'improvviso. Il portone del campus si apre leggermente per far entrare le famiglie dei bimbi, poi si chiude come a voler proteggere questi piccoli che hanno già vissuto un momento tanto drammatico. Intanto rispettiamo il silenzio che le suore hanno chiesto rispetto a questa vicenda, anche perché la magistratura sta facendo il suo corso. Abbiamo pregato soprattutto per Maria, per la sua famiglia, per i ragazzi del Grest e per i responsabili. È il giorno del silenzio, si cercano parole difficili da trovare. Alla preghiera per Maria era presente anche la mamma, le guance solcate dalle lacrime. Siamo in contatto con la famiglia attraverso padre Yuri. Oggi abbiamo preferito che ci fosse padre Yuri, che è il cappellano degli ucraini qui da noi, Conegliano, Vittorio Veneto, Belluno, e abbiamo affidato a lui un cartellone con i pensieri dei ragazzi per Maria da consegnare alla famiglia. 3 parole che Maria, dice Don Andrea, ci restituisce. Grazie per l'amicizia che è nata, per come è stata accompagnata anche al Grest e per tutto quello che di bello ha saputo vivere qui da noi. Forza, questa forza della vita che supera la morte, quindi un coraggio che ci viene chiesto di vivere e di saper far nostro. E l'ultima parola che abbiamo voluto affidare è quella della gioia. La gioia che è un po' la richiesta che Maria ci fa, di vivere dentro le nostre gioie il ricordo della sua presenza. Ed è stata aperta dalla Caritas di Vittorio Veneto una raccolta fondi per chi vuole sostenere la famiglia di Maria. La bimba sarà sepolta nel suo paese, quel paese da dove era scappata a causa della guerra.
Una grande sofferenza, dice Don Alessio. È un momento davvero difficile e si è tutti dispiaciuti per quanto accaduto. La fede un po' aiuta e abbiamo fiducia comunque anche che il percorso dal punto di vista del cammino della giustizia possa fare chiarezza su tutto quello che è accaduto. Da un dolore ad un altro molteplice, ieri è trascorso il primo mese dalla tragedia della Marmolada. Siamo saliti con le nostre telecamere a Passo Fedaia, l'aria è funesta e non solo per il ricordo drammatico di quella difficile e terribile domenica. Un buco enorme che oggi sembra un dente cariato, simbolo della tragedia accaduta un mese fa sulla Marmolada, il cui ghiacciaio continua ad essere sorvegliato speciale. È impressionante veramente, perché vediamo proprio che la natura si sta modificando tanto. È qualcosa di brutto, nel senso, io poi sono sciatore, in effetti quanti ghiacciai hanno questi problemi che si sciolgono, poi si staccano, insomma è un problema. C'è un elicottero che si alza in volo attorno a mezzogiorno dopo l'ennesima mattinata di ricerche di ulteriori reperti di quella domenica terribile, difficile da dimenticare, tanto più da comprendere. Una cosa indescrivibile, veramente, sì. Non so come potranno dimenticare una cosa del genere. L'attenzione resta massima. Il 17 luglio si è palesato un nuovo crepaccio sulla destra orografica del massiccio, della larghezza di circa 200 metri per uno spessore fra i 25 e i 35 metri, segnale che la distesa di ghiaccio resta instabile, perciò tutta l'area resta interdetta. Ci sono le ordinanze del comune di Canazei che bloccano il transito verso la strada del Lungolago e il sentiero che conduce a Capanna Ghiacciaio. Un mese dopo la tragedia, qui si patisce moltissimo, soprattutto patiscono le attività economiche che da un mese a questa parte lamentano delle perdite che si aggirano attorno al 50%. C'è stato un bruschissimo calo nella prima settimana, che ovviamente ci sta anche, però poi appunto diciamo la metà rispetto a una stagione normale, no? E che io tra quelli della zona sono ancora forse un po' il più fortunato perché sono vicino alla diga. Insomma è un bel casino. Grazie. In stagione, perché noi lavoriamo principalmente con luglio e agosto. Da una prima lettura delle ordinanze di Canazei sembra che la Marmolada sia totalmente chiusa e infatti non ci sono più i turisti che ogni anno, numerosissimi e da ogni parte del mondo, affollavano le terre alte bellunesi. La Marmolada ha una circonferenza di oltre 40 km, è grande, parte a Malgacciapela e arriva fino a Canazei, tutta Marmolada. È tutto aperto fuorché la parte del ghiacciaio. Gira desolatamente a vuoto la seggiovia che porta al Passo Padonna, che è aperto, come è aperta Malgacciapela, la sua funivia, la strada del Fedaia e tutte le attività di ristorazione e ricettive, malghe comprese. È vero che potrebbe aggirarsi attorno al 50% la perdita rispetto all'anno scorso? Io credo che sia al 50%, penso che anche la stessa funivia si avvicini a quelle percentuali là. C'è stato un incidente verso le 9:30 lungo l'autostrada A4, un autoarticolato proveniente da Milano ha urtato la cuspide del guardrail dell'uscita di Padova Est e poi si è rovesciato su un fianco lungo lo svincolo che porta al casello. L'autista è rimasto ferito, è stato soccorso dal 118. Gli addetti della Brescia-Padova sono intervenuti per segnalare le deviazioni dentro e fuori la A4. Grande lavoro per i vigili del fuoco della sede di Padova per rimuovere il mezzo. Lo svincolo autostradale è ancora chiuso. Ancora incidenti stradali in provincia di Rovigo, questa volta il bilancio di un morto, 2 feriti, ha perso la vita un 36enne del posto, alla guida un 28enne trevigiano. Una serata in compagnia di amici che si trasforma in tragedia, l'ennesima. È morto così il giovane papà 36enne Mattia Guarnieri di Bergantino nel Rodigino. Lo schianto fatale nello stesso paese, a poca distanza da casa dove ad attenderlo c'erano la moglie e il figlio piccolo. Mattia, tecnico manutentore alla Bormioli Pharma, era uno dei 2 passeggeri della BMW condotta da un 28enne trevigiano di Farra di Soligo. In auto anche un 35enne di Melara. Poco dopo le 23:30, improvvisamente e per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto è uscita di strada ribaltandosi. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo a Guarnieri, mentre i 2 amici hanno riportato ferite lievi. Sotto shock e disperati hanno chiamato i soccorsi, ma era già troppo tardi per il giovane papà.
Torneremo a parlare ancora di incidenti stradali, ma anche del imminente weekend da bollino rosso e nero anche sulle nostre autostrade. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Ancora ben trovati con Focus TG su Rete Veneta in questo giovedì 4 di agosto. Torniamo dunque ancora a raccontare incidenti stradali. È un anno questo che si sta dimostrando purtroppo più difficile e tragico di quello precedente. In questo caso siamo in via Santa Bonavecchia a Treviso, incidente accaduto lunedì notte, un'uscita di strada con uno schianto contro un'auto parcheggiata. L'uomo è scappato, autodistrutta, ma tutto registrato dalle telecamere. Era mezzanotte passata quando lunedì un fortissimo boato ha interrotto una tranquilla notte di mezz'estate in via Santa Bonavecchia. Un'auto, una Mercedes bianca, è finita fuori strada schiantandosi su una Y10 parcheggiata a bordo strada per poi fare retromarcia e scappare a tutta velocità. Mi sono alzato, mi sono recato in cucina per vedere dalla finestra cosa fosse successo e ho visto una macchina bianca che accendeva l'auto e ripartiva scappando via. E sono uscito fuori, ho trovato la sorpresa, ho trovato la macchina mia completamente distrutta sia davanti che dietro e non va neanche in moto, è da demolire, e oltre alla muretta e alla recinzione di casa che sono state distrutte. Ed è grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che la polizia locale sta lavorando per risalire al nome del proprietario dell'auto, nome a cui seguirà una denuncia se nessuno si farà avanti in maniera volontaria. Se si fa vivo si può proseguire in via bonaria con le assicurazioni senza andare per vie legali o penali denunciando eccetera eccetera. Ma di appello Manuel Colantoni neanche un altro destinato questa volta all'amministrazione comunale. L'appello che faccio è che i rallentatori sono messi in modo secondo me un po' errato, dove le macchine prendono velocità e qui sfrecciano penso dagli 80 in su la sera e soprattutto weekend. E non ci sono i specchi che ci danno la possibilità di uscire dal cancello in modo da vedere le macchine che vengono avanti. Chiedo a chi di dovere se può intervenire, anche perché negli ultimi 6 mesi si sono accapottate 2-3 macchine se non erro. Qualcuno ricorderà quella strada via Santa Bonavecchia prima che fosse così larga e quando c'erano anche gli alberi lì si andava veramente piano, ma per forza maggiore, diciamo. Prima di parlare di West Nile diamo un aggiornamento proprio che riguarda la viabilità in vista di questo primo fine settimana di agosto. Concessioni autostradali venete, bolla questo weekend in arrivo, venerdì 5 e sabato 6 con il colore rosso. In particolare osservate speciali saranno la direttrice verso Trieste e verso le spiagge venete e friulane, con lo snodo per la 27 in montagna. Nelle fasi più calde della giornata di domani e di sabato sono previste code soprattutto in A4 tra Padova Est e il bivio con la A57 e il passante di Mestre, oltre che alla barriera di Mestre A57. Sabato sarà più delicata la prima parte della giornata, mentre domani la punta è attesa nel pomeriggio e nella sera. Il traffico è previsto comunque sempre sostenuto verso Milano, il primo traffico di rientro, in particolare domenica 7 e lunedì 8 mattina. Ricordiamo che in vigore appunto dal pomeriggio di domani venerdì 16:22, poi sabato 8:22, domenica 7:22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. West Nile dunque un'ampia pagina perché i casi si stanno moltiplicando. Ci sono quelli, c'è il vaiolo delle scimmie. Nel territorio dell'Ulsotto Berica i casi finora sono pochi, ma è stato comunque divulgato un vademecum. West Nile, se il virus corre nel Padovano, nel territorio dell'Ulsotto Berica, i casi al momento sono sotto controllo, ma resta alto il livello di attenzione.
E per il momento sulla nostra ULSS i casi sono ancora sotto controllo e molto limitati di numero. È chiaro che però questa situazione climatica non fa pensare niente di buono. Ecco, nell'ULSS quanti casi sono? Allora, in questo momento noi confermati ne abbiamo 3. Uno di riscontro appunto da un donatore di sangue, che peraltro sta bene, e 2 risoltisi solo con una febbre, quindi senza sequele neuroinvasive. Comitato di emergenza per indicare una strategia di prevenzione e informazione condivisa con i sindaci e le ULSS della regione. Prevenzione che passa attraverso la sinergia, continuando le disinfestazioni già in atto da maggio e rinforzando l'informativa sulla popolazione. Per questo è stato stilato un vademecum in 4 punti. Sono i cosiddetti 4 punti. Bisogna aumentare la protezione dalle zanzare Culex, che sono le tradizionali, quelle che pungono dal tramonto all'alba, le nostre vecchie zanzare, ok? Quindi, se si esce, indossare indumenti protettivi, leggeri e di colore chiaro e coprenti. Le zone esposte non coperte, proteggerle con dei repellenti. Soggiornare in ambienti schermati e che abbiano delle misure di protezione dall'eccesso degli insetti, quindi o le zanzariere o l'aria condizionata. L'invito in caso di comparsa di sintomi è quello a consultare il proprio medico di riferimento. Febbre, dolori muscolari, artralgie, cefalea, un po' di confusione, eruzione cutanea. All'inizio possono essere anche sintomi confondibili con il Covid, ma un tampone in questo caso pone già una diagnosi differenziale e se i sintomi persistono allora si imbocca un'altra strada come diagnostica. Non solo, in quest'estate contraddistinta dai virus si alza il livello d'attenzione anche sul vaiolo delle scimmie. L'OMS ha innalzato il livello di allarme. È chiaro che come servizio siamo impegnati, i nostri casi sono stabili, siamo attualmente a 4 casi nella nostra ULSS. L'importante è la diagnosi precoce per circoscrivere i contatti stretti, perché la malattia nel momento di eruzione delle vescicole è estremamente contagiosa. E c'è un caso, un primo cluster di West Nile anche in provincia di Venezia. Nuovo caso di contagio da West Nile nel territorio di Campo Nogara. Si tratta di un 55enne sintomatico con febbre e residente nell'area rurale del comune. Il nuovo caso, rilevato grazie all'attento monitoraggio dell'azienda sanitaria ULSS Serenissima, va a sommarsi ai primi casi isolati riscontrati nello stesso territorio a distanza ravvicinata nel tempo. Secondo il direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Vittorio Selle, ora ci troviamo di fronte al primo cluster nel territorio dell'ULSS 3, prevedibile e atteso per le particolari condizioni climatiche di quest'estate 2022. Inoltre sottolinea come l'azienda sanitaria abbia da subito avviato le procedure per un'azione mirata di disinfestazione speciale volta a colpire gli esemplari adulti di zanzara per eliminare il vettore del virus West Nile, nello specifico del contesto circostante il cluster individuato. È inoltre di queste ore una ulteriore disposizione della Regione Veneto che sottolinea come nel contesto di cluster, e cioè quando si hanno 2 o più casi che si verificano nel raggio di 2 chilometri, devono essere valutati ulteriori interventi di contrasto. Il cluster più grosso invece si trova nel Padovano, dove abbiamo sentito parlare nel servizio di disinfestazioni. Sono iniziati proprio questo tipo di interventi urgenti in piazza Caduti della Resistenza, in via Martiri della Libertà, ma altri sono in programma nei prossimi giorni. Vediamo. I decessi per West Nile hanno raggiunto anche la città e il comune ha attivato nelle ore notturne dei trattamenti adulticidi delle zanzare Culex in piazza Caduti della Resistenza, ex Toselli, e in via Martiri della Libertà. In un raggio di 200 metri i cittadini hanno dovuto tenere le finestre chiuse dall'1 alle 4 di notte. Nei prossimi giorni, in orari da stabilire, si interverrà in via Baiardi a Mortise e via Mozart all'Arcella. È importante ricordare che la West Nile è una malattia che
viene trasmessa dalla zanzara Culex, che è la zanzara comune, non la zanzara tigre che punge prevalentemente di giorno, e quindi alla zanzara, quella diciamo che punge soprattutto al crepuscolo e di notte, quindi è opportuno proteggersi bene soprattutto in quelle fasce orarie. Noi procediamo appunto con le disinfestazioni straordinarie, anche con la disinfestazione ordinaria che è già partita questa primavera. Purtroppo la siccità ha creato delle situazioni di acqua stagnante soprattutto nei canali, e quindi ha favorito la proliferazione di zanzare. Torniamo alla cronaca nel Vicentino con una nota stampa della Questura di Vicenza. Questa notte un italiano 25enne di origine magrebina, residente a Valbrenta, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Bassano per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, denunciato in stato di libertà perché ha rifiutato di declinare le proprie generalità. In più aveva violato il foglio di via obbligatorio da Bassano. Il giovane aveva già numerosi precedenti a proprio carico, stava camminando con altre 2 persone, scrive la questura, quando è stato fermato dagli agenti. Nessuno dei 3 ha dato risposta e hanno continuato imperterriti a camminare. A un certo punto uno dei 3 ha iniziato a inveire contro gli agenti, urlando in maniera sconnessa e proferendo frasi offensive nei confronti degli agenti. Sono scappati questi 3 in direzione di Viale Venezia. Gli agenti della Volante a bordo del proprio veicolo li hanno raggiunti mentre stavano scavalcando una recinzione di un'abitazione privata. Poi sono arrivate altre frasi minacciose, sempre da parte di questo giovane. E poi alla fine sono riusciti a fermarlo grazie allo spray urticante in dotazione degli agenti. Nonostante questo, questo giovane non ha desistito dai suoi propositi. Ha opposto, scrive la questura, violenta resistenza, scalciando gli agenti e tentando di vincolarsi con altre minacce di morte. Un agente è stato colpito al braccio destro, medicato al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. Insomma, una notte movimentata a Bassano. Vediamo adesso, anche con il supporto di una fotografia, un intervento della serata di ieri. Poco prima delle 19 il soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla centrale del 118 per una signora che stava passeggiando lungo il sentiero degli alpini sul Monte della Madonna. Siamo sui Colli Eugani e a Teolo. La donna era scivolata, si era provocata una probabile frattura alla tibia. 7 soccorritori l'hanno raggiunta, le hanno immobilizzato la gamba, caricata in barella, trasportata per 200 metri fino all'ambulanza dei volontari della Croce Verde, e poi la donna è stata portata all'ospedale di Abano Terme. Dopo la pausa pubblicitaria ripartiamo dall'economia, ma c'è ancora molto altro da raccontare con Focus TG fino alle 13:30. State con noi. Mezzogiorno e 26 minuti ancora, ben trovati su Rete Veneta con Focus TG. Apriamo la pagina dell'economia e del lavoro. Ci sono ancora carenze di personale all'aeroporto Marco Polo di Venezia e continuano le polemiche. I sindacati hanno segnalato il caso di un dipendente al carico scarico bagagli che si è infortunato sul lavoro dopo un tour de force di 12 ore terminato dopo mezzanotte e ripreso già alle 7 del mattino successivo. Dopo aver lavorato per oltre 12 ore consecutive, da mezzogiorno a mezzanotte e mezzo, un addetto al carico scarico bagagli dell'aeroporto Marco Polo di Venezia ha ripreso il turno alle 7 del mattino seguente, quando, stressato dal caldo e dal mancato riposo, si legge in un esposto presentato dal CUB Trasporti di Venezia allo Spisa, all'INAIL, all'Ispettorato al Lavoro e per conoscenza alla Prefettura, ha subito un incidente finendo con il muletto che stava conducendo contro i dolli, rimediando la frattura di una caviglia. Per i sindacati sono gli effetti della mancanza di personale all'aeroporto veneziano, una mancanza già da tempo segnalata anche da Ivano Traverso, il coordinatore regionale del trasporto aereo della CIS del Veneto. Chi deve organizzare il lavoro allarga le braccia dicendo che non si trovano lavoratori e che non si trovano disponibilità. Il risultato è che mancanza di riposo e mancanza
di recupero fisico crea quello che è successo, cioè un incidente che poteva essere anche più grave. I disagi si starebbero verificando anche tra gli addetti all'accettazione che si trovano a fronteggiare le proteste dei passeggeri alle prese con ritardi o addirittura cancellazioni dei propri voli. Secondo i sindacati, le prospettive per il Marco Polo, dove si stima manchi il 30% dei lavoratori di terra, circa 500 persone, non sono incoraggianti. Persone a tempo indeterminato stanno lasciando l'aeroporto. Chi non lo ha ancora fatto è perché non ha trovato l'alternativa, ma attualmente molte persone, impiegati, operai e anche quadri si guardano attorno perché non c'è lo stimolo in aeroporto. Gli industriali di Padova e Treviso riuniti in Assindustria Veneto Centro lanciano un allarme dopo aver pubblicato i dati del secondo trimestre. La crescita continua ma viene in qualche modo frenata, zavorrata dall'incertezza della guerra, dallo shock energetico e dall'instabilità politica. Il sistema sta comunque tenendo nonostante le difficoltà, ma dice il presidente Leopoldo Destro, così non può durare a lungo. C'è una di difficoltà, un rallentamento che si evince soprattutto nella parte export, quindi meno nella parte nel mercato interno e nel mercato italiano, più nella parte export, e questo quindi ci fa capire che l'economia sta iniziando, del nostro territorio di Padova e Treviso, sta iniziando a rallentare. Le incertezze della guerra, lo shock energetico, l'instabilità politica post caduta del governo, la tempesta perfetta sopra le imprese. È il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, a lanciare l'ultimo appello alla politica di fronte all'analisi congiunturale del secondo trimestre 2022, perché la resilienza delle imprese di Treviso e Padova consente di mantenere solido il sistema, ma non ancora per molto. La zavorra sta bloccando la crescita. Sono dati ancora positivi perché siamo al 7,2%, però è il dato più inferiore degli ultimi 4 trimestri. Per gli industriali, fiducia attese sui livelli di produzione e ordine e condizioni di investimento sono in costante deterioramento. Il 95,3% delle imprese è gravato da rincari delle materie prime e poi il capitolo costi energia, 10 volte più cara rispetto al 2020. Gli aumenti continuano a essere molto importanti e alle volte, mi lasci dire, insostenibili. Ormai questo rappresenta veramente un tema di sicurezza nazionale, di sicurezza del nostro tessuto. Quindi va affrontato in maniera urgente e sarà una delle prime, penso, cose che dovrà affrontare sia il governo uscente che il governo che dovrà entrare, perché sennò la situazione diventa veramente preoccupante. La caduta del governo è stata l'ultima spallata. Un governo che inspiegabilmente e irresponsabilmente cade a 6 mesi dalla sua naturale scadenza. Il mix delle cose spaventa e tutte tra l'altro situazioni che hanno un orizzonte di risoluzione che non è quello di domani. Qualunque governo ci sarà, al di là del colore politico, gli industriali chiedono più competenza nei settori strategici e poi una lista di priorità urgenti. Attuare gli impegni assunti dall'Italia in Europa, proseguire senza indugio nell'opera di attuazione del PNRR per non mancare target e scadenze. E poi rientro del debito, riduzione del cuneo fiscale e di impulso agli investimenti e all'innovazione. Si chiede con urgenza un tetto al prezzo del gas e garantire la continuità delle forniture energetiche, guardando al domani per avere una maggiore autonomia energetica. Intendo quindi il gas, intendo la parte di rinnovabili e intendo anche di voler provare a ragionare anche sul nucleare di ultima generazione. Vedremo poi cosa succederà con l'entrata in vigore delle tariffe dal mese di ottobre, tariffe che vengono aggiornate appunto ogni 3 mesi. Intanto almeno parzialmente stanno calando i prezzi dei carburanti, ma ricordiamo che c'è anche in vigore fino al 21 settembre anche lo sconto accise. Vedremo poi il governo in carica, il governo Draghi per gli affari correnti e il governo successivo, quello che uscirà dalle urne
urne, anzi il Parlamento uscirà dalle urne del 25 settembre, poi il governo che ne nascerà quali provvedimenti prenderà per questo autunno difficile. Torniamo a Venezia perché Gianni De Checchi ha lasciato la guida della Confartigianato di Venezia dopo ben 42 anni all'interno dell'associazione e dice che la situazione del settore rimane difficile, se ne esce solo puntando sui giovani. Quello che mi viene in mente sono gli artigiani che c'erano nelle calli e nei campielli. Erano tantissimi a Venezia, dai laccatori, doratori, restauratori di mobili, materassai, calzolai, di tutti i tipi. Era una Venezia molto diversa, quella in cui nel 1980 Gianni De Checchi iniziava il suo ultraquarantennale percorso all'interno della Confartigianato, con un tessuto economico e sociale vivace, densa di attività produttive e non di semplice rendita sul turismo. Poi la città ha perso non solo gli abitanti, ma anche molto di quel patrimonio imprenditoriale. Eppure, secondo De Checchi, che lascia l'associazione dopo 42 anni, non è ancora detta l'ultima parola. Io credo che le indicazioni sul futuro questa città le deve prendere dai giovani che stanno aprendo le loro attività. Loro ci danno l'indicazione. Venezia è una città artigiana. Il mondo sta parlando di artigianato a più non posso e Venezia si presta, in quanto città artigiana per eccellenza, ad essere la capitale non solo della sostenibilità, ma della sostenibilità artigiana e quindi capitale dell'artigianato. Tra i ricordi più vividi, la reazione all'incendio che distrusse la Fenice nel gennaio del 96, che stava per generare un progetto di inserimento di alto artigianato nei lavori di ricostruzione del teatro, agganciato ad una scuola di formazione per le nuove generazioni. Un progetto che, dice De Checchi, si interruppe col cambio di giunta e in effetti aver attraversato tante stagioni diverse significa anche aver avuto a che fare in prima persona con 9 giunte comunali e 3 commissari. La classe politica del passato era, come dire, indubbiamente più preparata, ecco, e Venezia contava di più su tutti i tavoli. La classe politica e amministrativa di oggi è l'espressione comunque del mondo e dei cittadini di oggi, è quello che i cittadini vogliono e quindi va rispettata e vanno cercate le formule e le occasioni di collaborazione, anche se spesso non è molto facile. Parliamo ora di uno dei tanti tavoli aziendali aperti, trattative, proteste, sit-in. Ci sono fortunatamente spiragli di apertura per la trattativa IMASAF, l'azienda di Cittadella, i cui dipendenti sono scesi in strada con presidi e blocchi stradali. Convocato un tavolo in prefettura. In prefettura a Padova, al tavolo convocato dal prefetto Raffaele Grassi, sono stati invitati tutti gli attori, dai dipendenti in stato di agitazione da oltre 2 mesi all'azienda che la scorsa settimana, a causa di precedenti impegni, non era potuta essere presente. È questo l'auspicio della FIOM CGIL e della FIM CISL, a fianco dei lavoratori della IMASAF di Cittadella, storica azienda specializzata nella produzione di marmitte. Lavoratori in stato di agitazione da quasi 2 mesi, arrivati a occupare a corsie alterne la provinciale 22 davanti all'azienda dopo l'annuncio di una nuova riduzione dello stipendio e della disdetta degli accordi di secondo livello. Da 3 anni a fianco dell'azienda che attraversa la crisi del comparto automotive, i lavoratori della IMASAF già nel 2019 avevano rinunciato in modo solidale per 3 anni alla 14ª. Riapriamo la pagina della cronaca, torniamo nel Vicentino perché gli agenti della Polizia Locale dei Castelli sono andati a caccia dei responsabili dei fuochi d'artificio che nel weekend avrebbero potuto innescare un incendio alla vegetazione e si usano anche i filmati della videosorveglianza. Montecchio Maggiore. Polizia Locale dei Castelli a caccia dei responsabili dei fuochi d'artificio accesi venerdì sera fuori dalle mura. Un gesto considerato dal sindaco Gianfranco Trapula gravissimo, visto il periodo di siccità e i rischi incendio per la vegetazione secca e abbondante che c'è in prossimità della zona. A lanciare l'allarme erano stati i residenti ed è scattato il controllo da parte degli agenti che ora stanno visionando le telecamere per la videosorveglianza a caccia dei responsabili che rischiano la denuncia. Ancora la questura di Vicenza ci informa di controlli interforze nella notte con operazioni che hanno riguardato anche alcuni locali pubblici.
Ad agosto non rallenta la Vicenza l'attività di controllo del territorio, coordinata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza e messa in atto dal questore di Vicenza Paolo Sartori. Le forze dell'ordine hanno setacciato fino a notte inoltrata alcune aree che avevano registrato nei giorni scorsi specifici episodi di furti e rapine e fenomeni di degrado urbano, sia nel centro storico che nei quartieri di Campo Marzio, Corso San Felice Fortunato e le zone limitrofe. In campo, coordinati dall'ufficio volanti della questura, 30 donne e uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Sono stati effettuati dei posti di controllo lungo le principali strade di ingresso e uscita dalla città e controllati alcuni locali pubblici con i relativi clienti. Complessivamente nel corso dell'operazione sono state identificate 121 persone, di cui 49 stranieri e 29 con precedenti penali. Sono stati controllati inoltre 32 veicoli e 5 esercizi pubblici. Al termine il questore ha deciso per 4 fogli di via obbligatori, con obbligo di rientro nei rispettivi comuni di residenza, e 3 avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio e per stupefacenti. Nelle ultime settimane, dunque, sono stati ulteriormente incrementati i controlli nei parchi pubblici e nelle aree all'aperto, dove i cittadini hanno segnalato situazioni di criticità. Abbiamo parlato prima del traffico da bollino rosso atteso sulle autostrade venete direzione spiagge tra domani pomeriggio e domenica. Per chi si sposta in treno, notizia di servizio, per lavori sulla linea Milano-Venezia tra Brescia e Padova ci saranno modifiche alla circolazione dei treni dalle 18:30 di sabato alle 9 di domenica. In particolare alcuni treni della lunga percorrenza saranno cancellati oppure salteranno la fermata di Vicenza. Alcuni treni regionali sono parzialmente cancellati, sostituiti con bus tra Padova e Verona-Portanuova, Verona-Portanuova e Vicenza, Brescia-Verona-Portanuova. Altri regionali invece cambieranno percorso con la cancellazione di alcune fermate. Quindi chi aveva in programma di spostarsi in treno sulla linea Milano-Venezia tra sabato sera e domenica mattina si informi bene su quali sono i treni cancellati per non incorrere in ulteriori disagi. È tempo di un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ancora insieme con Focus TG. Le 12:43 ancora ben trovati, tra poco il nostro consueto collegamento in Sterna, saremo esattamente a Ponte San Nicolò per parlare ancora di costi dell'energia. Abbiamo sentito poco fa dell'allarme lanciato dagli industriali di Padova e di Treviso, ma ci faremo raccontare proprio un caso concreto di un'azienda artigiana. Intanto torniamo nel Vicentino, torniamo al maltempo dell'estate 2020. Sono arrivati da Roma i primi risarcimenti per i danni della tempesta che aveva colpito in maniera violenta, come ricorderete, Arzignano. È arrivato €500.000 per i privati, si attendono adesso i fondi per le imprese. Il ricordo della tempesta che nell'agosto del 2020 ha colpito il Vicentino, in particolare Arzignano, è ancora molto vivo nei cittadini, ma finalmente arriva un primo aiuto concreto. Per i danni alla prima casa e alle automobili, infatti, sono stati distribuiti oltre €500.000. Sì, sono arrivati finalmente dopo 2 anni, da quell'agosto 2020, dei risarcimenti ai cittadini per quanto riguarda i danni subiti alle autovetture e anche alla prima casa. Centinaia i cittadini che erano stati colpiti e nei mesi successivi gli uffici comunali hanno lavorato a pieno regime per raccogliere documentazione e preparare i dossier da spedire a Roma. Finalmente quindi qualcosa ai nostri cittadini è stato riconosciuto. Io devo ringraziare gli uffici comunali perché davvero tanto è stato il lavoro che è stato fatto per poter chiedere questi risarcimenti da parte dello Stato. Tante sono state le ricognizioni. Ricordo inoltre che dovranno arrivare anche circa €200.000 che riguarderanno invece il risarcimento danni alle imprese. Poco più di un anno dopo, nel settembre del 2021, erano stati stabiliti anche i limiti ai risarcimenti, ovvero €5.000 per le famiglie e €20.000 per le imprese, e nel dettaglio sono stati distribuiti €487.000 a 147 privati per i danni alla prima casa e €16.000 a 31 privati per i danni alle auto.
Parliamo ora di una scoperta subacquea nelle acque veneziane, perché gli archeologi subacquei, specializzati appunto nel lavorare sott'acqua, in ausilio con la soprintendenza del Comune di Venezia, hanno ritrovato un allevamento di ostriche risalente addirittura all'epoca romana. Nei giorni scorsi è stato effettuato un ritrovamento del tutto inaspettato nelle acque lagunari, dove sta attualmente lavorando un team interdisciplinare di esperti. Gli archeologi subacquei hanno ritrovato, pensate un po', un allevamento di ostriche risalente al I e al II secolo a.C. nel sito archeologico collegato alla villa romana Lio Piccolo nel comune di Cavallino Tre Porti. Il fondale conserva una vasca in mattoni di forma rettangolare databile al I e II secolo a.C. In età romana la struttura era sommersa e serviva per la conservazione, forse poco prima della consumazione, di ostriche. Questi crostacei si sono infatti eccezionalmente conservati sul fondo della vasca. Si pensa inoltre che le ostriche non fossero l'unica specie ospitata. Le indagini sono state dirette da Carlo Beltrame, professore associato di archeologia marittima dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con l'ausilio della Soprintendenza Archeologica Belle Arti per il Comune di Venezia e Laguna. Secondo l'ipotesi preliminare del team di esperti, Lio Piccolo è una villa marittima di un certo livello, dotata di piscine per l'allevamento ittico. Gli studiosi hanno rinvenuto delle strutture fondazionali palificate, infisse sul fondale argilloso compatto, che sostenevano dei camminamenti in mattoni rivestiti da coccio-pesto, oltre a numerosi resti di affreschi di pregio e di mosaici bianchi e neri. Il sito si inserisce nel progetto di archeologia dei paesaggi lagunari incentrato sulla ricostruzione della dimensione portuale di Altino, l'antica città romana nell'attuale comune di Quarto d'Altino. Torniamo alla Marmolada, ne abbiamo parlato in apertura perché ieri ricorreva il primo mese dalla tragedia appunto del 3 luglio scorso, nulla di grave però c'è una notizia, un intervento di terra della squadra interforze sull'area interessata dal disastro della Marmolada, che era stato organizzato per questa mattina, è stato rinviato per l'indisponibilità dell'elicottero del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento impegnato in un altro servizio. Questo elicottero per agilità e leggerezza permette di muoversi in maggiore sicurezza nei pressi del ghiacciaio, trasferendo direttamente sul luogo delle ricerche gli operatori e attrezzature. Lo apprende l'ANSA, appunto, notizia appena battuta, questo per ricordare che l'area è interdetta, l'area del ghiacciaio, quindi il versante trentino della Marmolada, e che le ricerche e i rilievi continuano. Torniamo nel veneziano per un ritrovamento da parte dei carabinieri, che anche qui ha del curioso. 54 tartarughe della specie Testudo Hermanni erano abbandonate in una villa. Ben 54 Testudo Hermanni hanno trovato casa al centro recupero fauna selvatica Il Pettirosso di Modena, al quale i carabinieri forestali del nucleo CITES di Venezia le hanno consegnate nelle mani del responsabile del centro. Gli esemplari, rinvenuti in una villetta in comune di Venezia, erano rimasti senza proprietario, deceduto qualche tempo prima, ed erano temporaneamente accuditi da uno degli eredi. I carabinieri CITES hanno subito proceduto all'identificazione delle tartarughe, tutte rientranti nella specie Testudo Hermanni, protette dalla Convenzione di Washington e dai regolamenti comunitari di recepimento della stessa, in quanto specie in via di estinzione. Parliamo ora ancora di viabilità, ma nel senso proprio di infrastrutture, perché il Comune di San Zenone degli Ezzelini, dopo aver inviato una diffida alla Regione Veneto, è partito con il ricorso al TAR affinché vengano realizzate le opere compensative della Pedemontana. Sono arrivate risposte alle nostre istanze, neanche a una diffida che abbiamo mandato iscritta dal nostro avvocato, e quindi abbiamo deciso di fare l'ulteriore passo contro la Regione, cioè quello di ricorrere al TAR. Dopo la diffida, il ricorso al TAR. Non intende mollare la presa il sindaco di San Zenone, Fabio Marin. Sul piatto l'annosa questione della riqualificazione del centro di San Zenone degli Ezzelini, come d'accordo con la Regione Veneto, quale opera compensativa per il passaggio della Pedemontana Veneta nel territorio
territorio del comune. Lavori per un importo che si aggira sui 4.100.000 euro, i cui progetti paiono svaniti nel nulla. E da Venezia, dice Marin, un silenzio assordante. Se non c'era questo accordo si faceva fatica ad aprire la Pedemontana e il casello a sud di San Zenone, e quindi proprio per questo accordo e proprio per queste opere è stata aperta la Pedemontana, ed è quello che dobbiamo ottenere, cioè portare a casa le risorse e le opere che ci spettano, che sono in primis quelle della riqualificazione di tutto il centro di San Zenone. A cominciare da questa rotatoria. Esatto, la rotatoria è la priorità che c'è nella realizzazione di queste opere. Nel frattempo, vista la necessità di realizzare la rotatoria per una questione di sicurezza stradale, il comune aveva partecipato a un bando regionale che nulla ha a che vedere con le opere di compensazione per l'SPV. Da questo bando, notizia proprio di oggi, abbiamo ottenuto 490.000 euro, ma ci tengo a sottolineare che questa è una piccola parte di tutto quello che dobbiamo portare a casa e ottenere per San Zenone, e inoltre è un bando che non c'entra con l'accordo che era stato fatto. Voi non intendete fermarvi però di fronte a questo? No, perché sono passati 10 anni e dopo che abbiamo mandato varie istanze, abbiamo mandato le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del progetto, abbiamo mandato una lettera di sollecito per capire quando erano disponibili risorse, abbiamo inviato l'istanza l'anno scorso da parte dell'avvocato, abbiamo inviato la diffida e mai una risposta formale da parte della Regione. Ditemi se questo è un comportamento istituzionale corretto. Dalla posa della prima pietra, per la precisione ormai sono 11 anni, era il novembre del 2011. Parliamo di edilizia scolastica ora, con dei progetti per interventi da 2 milioni di euro nell'ambito del PNRR. Questi progetti riguardano la riqualificazione energetica e la sicurezza delle scuole a Vicenza. Obiettivo: messa in sicurezza degli edifici scolastici con lo sguardo puntato sull'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile. Ammonta a 1.710.000 euro l'importo complessivo dei progetti definitivi approvati oggi in giunta degli interventi di edilizia scolastica che saranno finanziati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con questi finanziamenti si darà l'avvio alla realizzazione di opere di riqualificazione previste nel programma dei lavori pubblici, già assegnatarie di contributi statali che sono ora confluiti nel PNRR. A beneficiare delle opere di riqualificazione saranno la scuola dell'infanzia Palladio con 600.000 euro per l'adeguamento sismico, le primarie di Amicis e Calderari con 210.000 euro per il rifacimento delle centrali termiche e le secondarie di primo grado Scamozzi e Trissino con 900.000 euro per la sostituzione dei serramenti. Ieri ha compiuto 93 anni l'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, lo sceriffo, come era stato soprannominato all'epoca, sindaco per 2 mandati, vice sindaco per altri 2. Una delle operazioni che l'hanno reso famoso in tutta Italia è quella di aver eliminato alcune panchine nella zona della stazione ferroviaria. Ebbene, a distanza di tanti anni, una ventina, vado a ricordo, a memoria, un'altra iniziativa come questa è stata presa a Mestre, rimosse le panchine da piazzetta Zorzetto. La motivazione è sostanzialmente la stessa che aveva utilizzato Gentilini a Treviso all'epoca: crocevia di sbandati e clochard. Ma abbiamo sentito che cosa pensano di questa decisione i cittadini. Penso che le panchine servirebbero agli anziani e quindi bisognerebbe trovare il modo di metterle senza farle utilizzare alle persone sbagliate, perché gli anziani che camminano per la città hanno bisogno di sedersi qualche volta. Sono state rimosse le panchine da piazzetta Zorzetto a Mestre perché crocevia di senza tetto e sbandati dediti a bere, mangiare e sonnecchiare all'aperto appunto sulle panchine per poi lavarsi nella fontana. La situazione ormai diventata insostenibile ha fatto prendere una decisione drastica al comune, che però divide l'opinione dei cittadini. Credo sia giusto le abbiano tolte perché c'erano sempre queste persone, non erano belle da vedere, diciamo, si creava proprio un gruppo di persone non ok e quindi credo abbiano fatto bene. In un mondo ideale dovrebbe esserci la possibilità di ricovero base, quindi quelle che sono le toilette, quelle che sono le panchine e quelle che sono la beveraggio, l'acqua. In generale è piacevole, visto che c'è anche l'ombra lì, avere un posto dove appoggiarsi, magari ci possono essere altri modi per evitare che diventi una zona degradata che non togliere le panchine. Io spero abbiano fatto la scelta più adatta, insomma, chi ha deciso di fare questa cosa. Chiaro che fa poco aggregazione, insomma, la panchina aiuta anche
non è solo per barboni o comunque persone che sono in difficoltà. Se le opinioni dei cittadini sono divise in merito alle panchine, la presa di posizione degli esercenti è stata netta. Uniti in protesta si sono fatti sentire dal comune, che ha emesso negli scorsi giorni diversi DASPO e provvedimenti nei confronti di persone segnalate dagli agenti delle forze dell'ordine perché moleste. Però le panchine possono rappresentare un luogo di ristoro per le persone anziane, specialmente durante questa bollente estate 2022. Siamo un po' vecchi, posso sedersi con questo caldo. E per andare a stare all'ombra devo andare in un bar o un negozio, ma così passare tutta la giornata in piedi è un po' difficile. Parliamo di crisi idrica. La Regione Veneto ha assegnato fondi speciali per garantire la distribuzione dell'acqua potabile nell'Alta Valle del Chiampo. Le falde non sono state ricaricate in inverno e adesso paghiamo il prezzo di avere poca acqua. Però diciamo che noi ci siamo attrezzati fin da subito, perché a marzo abbiamo cominciato a mandare autobotti nel nostro territorio montano. Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole, Crespadoro, sono questi i comuni dell'Alta Valle del Chiampo dove l'acqua potabile arriva solo con le autobotti. Qui il commissario per l'emergenza idrica Luca Zaia ha destinato fondi speciali per ottimizzare la rete di distribuzione. Hanno destinato 250.000 euro perché mettessimo, in piena funzionalità le sorgenti dell'Alta Valle. Altri 125.000 per intervenire a valle sulle interconnessioni e sulle reti idriche. Al momento non sono stati definiti gli importi supplementari per l'erogazione con le autobotti, che potrebbero aggirarsi intorno ai 200.000 euro. Da oggi intanto è entrato in vigore in questi comuni il divieto dell'uso improprio dell'acqua potabile, destinata solo ad usi essenziali. La posizione di Acque del Chiampo e di sindaci è che l'acqua è un bene prezioso, l'acqua deve soprattutto essere destinata al consumo umano. Noi siamo in un distretto conciario dove ogni giorno viene consumata una quantità enorme d'acqua per le lavorazioni. Quindi ci siamo sentiti in dovere, anche spendendo cifre importanti, con autocisterne, di garantire l'acqua anche a questi cittadini. E dirò di più, siamo intenzionati ad andare avanti finché sarà necessario, quindi secondo le nostre previsioni arriveremo tranquillamente a ottobre. Ieri con i sindaci si è concordato di non adottare la distribuzione idrica a fasce orarie, ma tutti sono chiamati a lottare contro gli sprechi. L'acqua è il bene principale per la vita umana, è preziosa e bisogna usarla con criterio, ma pensando anche che quella che spreco io non può usarla un altro, quindi bisogna essere solidali anche mentalmente e anche, nei comportamenti. Quindi noi faremo il possibile per sopperire i fabbisogni, però i cittadini devono collaborare. Breve notizia di cronaca: gli agenti della polizia di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà due 26enni, un uomo e una donna, entrambi di nazionalità romena, per contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi. In sostanza stavano tentando di riprodurre i documenti certificato per persone non udenti fisicamente disabili da utilizzare per l'automobile. Tutto il materiale è stato sequestrato, lo stavano proprio riproducendo manualmente su dei fogli di carta. Identificate queste due persone, appunto, hanno ricevuto questa denuncia. Siamo all'ultima pausa pubblicitaria, tra poco il collegamento con Ponte San Nicolò e altre notizie dal territorio. L'ultima mezz'ora di questo Focus TG in diretta su Rete Veneta, ancora ben trovati. Parlavamo prima di allarme appunto da parte degli industriali di Padova e Treviso, Assindustria Veneto Centro, che sostanzialmente dicono le cose stanno andando bene ma potrebbe andare meglio se non ci fosse la crisi di governo, la crisi della guerra in Ucraina e la crisi dei prezzi appunto dell'energia.
dell'energia e dei carburanti. Proprio sul tema energia e carburanti, allora rinsaldiamo e sottolineiamo ancora questa necessità. Lo facciamo in collegamento con Ponte San Nicolò insieme a Guido Barbato e alla sua ospite. Buongiorno Guido. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, anche Confartigianato Padova si associa alle preoccupazioni sollevate dal presidente di Confindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, e insieme alla mia ospite, che è Susanna Zorzi, che fa parte della giunta di Confartigianato Padova ed è a capo del settore degli impiantisti, si discuteva di come nelle varie preoccupazioni emerse nelle settimane, nei mesi scorsi, la guerra, il ritardo delle forniture, i costi dell'energia lievitati in maniera esagerata, insomma preoccupante, sia venuta avanti ora l'incertezza politica, che non fa bene ovviamente nemmeno al settore produttivo, giusto signora Zorzi? Sì, in effetti questa incertezza che c'è da parte dei politici, che non si mettono d'accordo e che quindi non cercano di fare del bene agli italiani, perché loro sono lì perché sono stati eletti da noi precedentemente e devono pensare al nostro benessere, ma se non si mettono d'accordo, se non fanno delle coalizioni, noi ci sentiamo veramente persi, non abbiamo nessuna sicurezza che riescano a governare in maniera buona e produttiva. Veramente noi siamo molto preoccupati di questa cosa. Sì, un ulteriore fattore di preoccupazione che non ci voleva, che ce lo potevano risparmiare, tra l'altro, ma però la democrazia è così, non possiamo che adeguarci. Senta, signora Zorzi, però giustamente gli artigiani dicono il Veneto è disseminato di capannoni. Ce ne sono solo in provincia di Padova quasi 7.000, lo dico a Mirko e ai nostri telespettatori, in disuso. Questi capannoni dovrebbero essere risanati dal punto di vista sismico, perché il nostro territorio è in parte soggetto, non tutto, ma in parte soggetto a tutela di chi lavora nei capannoni, parlo ovviamente delle attività ancora, degli stabili ancora in attività, e anche ovviamente per la sicurezza pubblica. C'erano dei bonus, c'è ancora un bonus capannoni, e poi bisognerebbe in un'ottica di maggiore autonomia energetica approfittare o incentivare per esempio l'installazione dei pannelli solari, almeno questa è la teoria di Confartigianato Padova. Ci spieghi un po', signora Zorzi. Sì, da degli studi che abbiamo fatto appunto è risultato che se noi mettessimo gli impianti fotovoltaici in tutti i tetti dei capannoni, sia quelli attivi che quelli in disuso, riusciremo a produrre circa l'85% dell'energia che serve a tutti, a tutti, quindi è una grande quantità di energia autoprodotta e questo permetterebbe anche di abbassare moltissimo i costi nelle aziende, soprattutto perché ne soffrono moltissimo le persone, le case, ma soprattutto le aziende. Sono costi che vanno ad aumentare agli altri costi che stanno arrivando. A cascata, magari poi il prezzo di ciò che si produce e che poi viene comperato dagli utenti che comprano all'ingrosso o al minuto. È vero, al momento però, Susanna Zorzi, non ci sono esattamente degli incentivi per installare un impianto fotovoltaico, che so, domestico o industriale, giusto? Allora, con la risoluzione 34E di giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate aveva aperto la possibilità anche a tutti gli imprenditori che avevano la volontà di sistemare con l'ecobonus, il sisma bonus, i loro capannoni, di usufruire di questi incentivi. Quindi io direi proprio agli imprenditori: fate queste innovazioni, fate questi impianti, perché vi producete, vi autoalimentate, quindi avrete, è vero, un costo maggiore all'inizio per fare l'impianto, ma poi nel giro di qualche anno si vede la differenza, anche perché l'energia prodotta da voi è quella che non usate, la potete vendere e quindi avere degli importi a credito. Sì, diciamo poi che in questo periodo in cui tutti cittadini e imprenditori si sono visti arrivare queste bollette esagerate, insomma, a partire da questo 2022, quello del solare potrebbe essere una carta per almeno attutire, non dico se anche non si riesce ad arrivare al 100%, per quanto l'84,5% di cui ha parlato Susanna Zorzi è un valore impressionante a mio modesto parere per la provincia di Padova, ma almeno si potrebbe, che so, abbassare l'incidenza della bolletta quotidiana. Certo, da un dato che ci ha dato anche il Nazionale, da luglio 2021 a luglio 2022 l'aumento dell'energia, i costi dell'aumento dell'energia sono stati del 300% e stanno pesando tantissimo
sui bilanci delle aziende e delle famiglie ovviamente, perché è accaduta anche a loro. Bene, speriamo di aver lanciato un buon SOS anche ai futuri candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, però anche magari la politica locale, quella regionale, provinciale, insomma, poi magari i comuni arrivano dove arrivano, magari non molto lontano nell'incentivare questo, però magari sì, la regione, la provincia di Padova, le province del Veneto potrebbero venire incontro ricordandosi che hanno già queste superfici disponibili senza dover andare a seminare silicio nei campi coltivati, e chiudo qui la polemica perché so che se ne è parlato per settimane, di andare a mettere il silicio, ovvero i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari, sulle immense superfici dei capannoni, che ce ne sono tantissime, come vedete anche qui. Noi siamo sopra un condominio in questo momento e già questo impianto è piuttosto grande, ma provate a immaginare sopra a un fabbricato industriale, ce ne sono di varie misure, a uno molto grande, ce ne sono anche in altri palazzi qui attorno, quindi insomma qualcuno ha avuto l'intuizione per tempo di tentare almeno una parziale, non si può dire autonomia, una parziale autoproduzione di energia elettrica, e questo insomma viene dato merito. Speriamo che anche i nostri enti pubblici aiutino le persone che hanno questa buona intenzione, giusto Susanna Zorzi? Sì, ci vuole anche l'aiuto, perché da soli non si riesce a fare tutto, però da parte nostra c'è la volontà di fare. Bene, allora ringraziamo Susanna Zorzi, che ricordo fa parte della giunta di Confartigianato Padova e si occupa del settore, della presidente del settore impiantistico, e tirerei la linea Mirko da questo scorcio di tetto ricoperto a pannelli solari dal quale vi abbiamo trasmesso. Della vostra pazienza e anche del caldo che c'è lassù, quindi vi faccio tornare giù a temperature più fresche. Grazie a Guido Barbato, con Federico Cibotto e loro ospite Susanna Zorzi, e buon lavoro. Noi parliamo di anziani in Veneto, ma credo non solo in Veneto. La maggioranza degli anziani non sa usare internet e rimane quindi esclusa dai servizi digitali della pubblica amministrazione. Si chiama tecnicamente digital divide, cioè divario digitale. Pensate solamente allo SPID, il servizio pubblico di identità digitale, che permette di accedere da computer o da smartphone a tutti i servizi della pubblica amministrazione, dal comune alla regione piuttosto che all'INPS o all'Agenzia delle Entrate, solo per citare i principali, o anche le poste. Ma molti anziani appunto non riescono o non sono capaci, non gli è stato insegnato a usare questi sistemi. Ci sono i risultati di una ricerca dello SPICIGL regionale, che lancia dunque un appello alle istituzioni. In Veneto vivono oltre 180.000 persone che hanno più di 85 anni, la stragrande maggioranza delle quali non sa utilizzare internet. Una maggioranza quantificata nell'87% da un'indagine dello SPICIGL regionale. È il momento in cui il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione si tramuta da opportunità ad ostacolo per una parte della popolazione che con queste modalità ha grosse difficoltà ad accedere al servizio. È un processo inevitabile che anzi ha subito un'accelerazione con il Covid ed è positivo, pensiamo alla ricetta elettronica che ha risolto tanti aspetti, ma sta creando anche problemi soprattutto nella fascia più elevata dei nostri anziani. Pensiamo agli over ottantenni che non hanno dimestichezza con il computer, con gli smartphone, con tutta quella che è l'aspetto digitale. Sempre secondo l'indagine del sindacato dei pensionati della CGIL Veneta, fra i 75 e gli 84 anni il 57% delle persone non sa utilizzare internet, mentre il 38% ha qualche conoscenza. L'ostacolo più grosso sembra essere rappresentato dallo SPID, che invece di semplificarla ha complicato la vita di anziani che devono poi chiedere assistenza al sindacato per l'attivazione dell'identità digitale. Ma pensiamo anche che questo processo, che di per sé è positivo, debba essere svolto con un'attenzione particolare nei confronti degli anziani. Quindi non ci possiamo dimenticare che c'è una fascia di popolazione che non può per proprie caratteristiche appunto utilizzarla, e quindi chiediamo alla pubblica amministrazione, alle ASL, ai servizi, all'INPS, alle poste, di avere dei sportelli dedicati agli anziani, perché non si può escludere, immaginare una parte elevata, il 25% della popolazione.
Per non parlare poi dell'uso del contante piuttosto che della moneta elettronica. Anche qui apriremo un altro capitolo, ma lo approfondiremo eventualmente con un altro servizio. Veniamo ora a una calda questione locale a Bassano del Grappa. Chi segue il TG Bassano sa che da tempo ce ne stiamo occupando. È il caso San Lazzaro. C'è un duro intervento dell'associazione Aria che chiede maggiore coinvolgimento della città da parte dell'amministrazione comunale. Una petizione con 1000 firme per chiedere che l'amministrazione comunale dica un chiaro no alla trasformazione dell'area agricola di San Lazzaro in colata di cemento. Ma ancora una volta da chi guida la città è arrivata una risposta che ha deluso e molto cittadini e residenti. La sindaca Elena Pavan ha liquidato 1000 persone scrivendo che la sede consona alle valutazioni e al confronto democratico sul tema è il Consiglio Comunale. Siamo rimasti stupiti della risposta estremamente sintetica che rimanda sempre al Consiglio Comunale l'ultima parola sulla questione. Pertanto nella nostra risposta alla lettera chiediamo proprio questo, che venga data voce a tutti i cittadini che vogliono dire la propria opinione, perché un'area verde, un'area della città comunque è data da una stratificazione di vissuti e di storia stessa della città. E poi chiediamo anche che i consigli di quartiere vengano chiamati sempre in via preventiva quando ci sono questioni di ampia rilevanza e che venga chiesto proprio un parere ufficiale così come previsto nei documenti e negli statuti. E ancora una volta si lamenta la lontananza di chi occupa gli uffici del palazzo di via Matteotti da tutto il resto della città. L'associazione Aria Bassanese chiede che l'amministrazione rifletta bene prima di commettere quello che sarà dal nostro punto di vista un grosso errore. Vogliamo che ci sia un dialogo importante con la città e che questi momenti di confronto pubblico siano aperti, che le persone possano intervenire, non come spesso accade solo ascoltare. Le nostre telecamere e i nostri microfoni continuano a raccogliere segnalazioni anche dal capoluogo Berico, da Vicenza. Siamo stati a Bertesinella a raccogliere la voce dei cittadini che chiedono più controlli serali e anche un'area riservata allo sgambamento dei cani. Quartiere Bertesinella, quartiere della periferia all'estremità orientale del comune di Vicenza, formalmente parte della città ma con un forte senso identitario, nato negli anni 50 alle sembianze di un paese simile a quelli sorti lungo le strade principali. Siamo in città ma siamo come fossimo in provincia. In via Bachelet il parco alberato diventa luogo di ritrovo per gli anziani, i residenti in zona e per chi viene a portare a spasso il cane che chiede un'area riservata allo sgambettamento. L'area cani, perché ce ne sono tantissimi, non si può mollarli ed è un casino proprio, perché si litiga continuamente, ci vorrebbe quella. Lei ha un cane? Sì, appunto, è proprio per quello. L'area cani sicuramente potrebbe essere una cosa utile, anche se effettivamente qui cani ce ne sono tanti, ma bene o male si gestisce lo spazio a disposizione anche senza l'utilizzo di una vera e propria area riservata. So che appunto era stata predisposta una petizione qua da alcuni residenti del luogo, non so se poi sia stata portata a termine la cosa e se la fanno ben venga, insomma sarà sicuramente una cosa utile a mantenere più pulito. La pista ciclabile sarebbe da seguire un po' di più, c'è una pista ciclabile qui dietro che sarebbe da seguire un po' di più. Residenti che non denunciano particolari carenze chiedono però che ci sia maggiore sorveglianza notturna, specie rivolta alle aggregazioni giovanili e maggiori controlli sulla velocità dei veicoli. È un po' più di vigilanza perché questo parco dopo una certa ora effettivamente non è molto ben frequentato. La sicurezza abbastanza, sì, ci vorrebbe. Non è che sia proprio un posto malvagio, no, assolutamente. L'unica cosa, ecco... Qualche controllo in più, dice lei? Sì, qualche controllo di sera, sì, ci sono i ragazzi, come dappertutto, però non è proprio una cosa esagerata. C'è gente che tende a correre nelle strade e non pensano mica che essendo strade di quartiere ci sono bambini anche. Certo. Quindi lei chiederebbe più controlli per la velocità? Che ci fosse un attimo, sì, che si facesse vedere la polizia e questo va bene anche di sera, per via della delinquenza. La sicurezza per esempio questo incrocio qua che è molto pericoloso, è successo un paio di incidenti, meno male che non erano tanto gravi.
Alcuni telespettatori ci hanno segnalato un'importante e significativa perdita di acqua dalle condotte che transitano in territorio di Tezze sul Brenta. Siamo andati a vedere. Siamo in via San Giuseppe nel comune di Tezze sul Brenta. Una residente, portando a passeggio il cane, ha sentito un rumore d'acqua e guardate che cosa ha scoperto. Ho sentito questo gorgogliare finché ha spostato un po' i cespugli d'erba e ha notato questo piccolo geyser in corrispondenza già probabilmente di un lavoro fatto dall'Etra, però evidentemente si è riaperto qualcosa e quindi ha segnalato lunedì mattina. E in attesa che qualcuno intervenga, intanto l'acqua esce senza sosta, continuamente, e si perde nel terreno circostante, in questo campo di mais dove è evidente la differenza delle piante di grano turco. Dove arriva l'acqua sono verdi e rigogliose, pochi metri più in là sono gialle e secche. E intanto l'acqua esce, metri cubi d'acqua che se ne vanno, che si perdono, proprio in un momento in cui si richiede ai cittadini di risparmiare, di non irrigare i giardini, di non lavare le auto, di non annaffiare le piante. Comportamenti quanto mai giusti in questo periodo di grave siccità e ordinanze che richiamano alla responsabilità ognuno di noi. Quella responsabilità che anche chi si occupa della cosa pubblica dovrebbe avere. È necessario che chi di competenza agisca in fretta il prima possibile. Non possiamo permetterci di sprecare così tanta acqua. Sui campi vediamo che sono belli secchi, intanto chiudono i canali appunto per risparmiare l'acqua, però in questo caso qui non viene risparmiata con questa perdita. Sentivamo prima la richiesta di alcuni cittadini del quartiere di Bertesinella di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, specialmente nelle ore serali. Ebbene, 10 comuni della Valle del Chiampo già da 20 anni condividono il corpo intercomunale di polizia locale, un servizio a quanto pare efficiente che è stato appena confermato fino al 2029. È stato fatto un grande lavoro, è stata quindi rinnovata questa convenzione della Polizia Locale di Arzignano che accomuna 10 comuni della valle. Arzignano, Chiampo, Montebello, Gambellara, Montorso, San Pietro Mussolino, Zermeghedo, Nogarole, Altissimo e Crespadoro hanno confermato all'unanimità la convenzione della Polizia Locale Vicenza Ovest, comando di Arzignano, che scadrà nel 2029. Un successo che conferma, dopo 20 anni dalla prima Costituzione, la validità di una scelta che ottimizza costi-benefici di un servizio strategico essenziale per garantire la sicurezza e il controllo del territorio. Una sinergia tra comuni che ha permesso di accedere anche a fondi regionali che favoriscono questo genere di aggregazioni. I numeri sono importanti: 58.000 abitanti serviti, 116 km² di estensione territoriale, 27 gli agenti impiegati, un agente ogni 2.148 abitanti, 1,5 milioni di euro il costo annuale per 37.000 ore di servizio. Per Arzignano, che da sola rappresenta il 70% dell'organico, le ore di pattuglia su strada aumenteranno di oltre 1.000 ore in più rispetto all'impostazione precedente. Una gestione federalista che comunque rispetta le autonomie dei 10 comuni aderenti e che è caratterizzata da 3 punti principali. Il primo: ogni singolo sindaco può decidere in piena autonomia le azioni che vuole far svolgere alla polizia all'interno del proprio comune. Il secondo punto è che ogni comune paga solamente in base alle ore di controllo del territorio svolte all'interno del suo territorio. Il terzo punto è che i comuni potranno votare e deliberare nel coordinamento generale del comando in base alla percentuale di agenti che mettono a disposizione all'interno del comando. La politica in fermento, quella nazionale ovviamente per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, la politica locale nel Bassanese è movimentata dalle dimissioni nell'arco di una decina di giorni di 3 assessori della giunta del comune di Nove. Prima il vice sindaco che si è dimesso solo dal ruolo di assessore ma rimane in consiglio comunale, poi altre due assessori che invece lasciano proprio
anche il Consiglio Comunale e il prossimo 30 agosto ci sarà la loro surroga. Ebbene, il sindaco di Nove, Raffaella Campagnolo, risponde alle polemiche e alle tensioni politiche e dice in modo molto chiaro: non me ne vado perché abbiamo delle responsabilità a cui rispondere. La situazione è delicata e proprio per questo io rimango. Ci sono dei traguardi da raggiungere, ci sono delle responsabilità per le quali si deve rendere conto ai cittadini. Ciascun consigliere prenderà la propria decisione. Il sindaco c'è. Parole chiare e precise, in un momento in cui di chiaro nella politica di Nove c'è ben poco. Parole del sindaco di Nove, Raffaella Campagnolo, che in una manciata di secondi risponde alle polemiche, alle dimissioni, alle richieste di dimissioni. Il sindaco c'è, non se ne va e non fa un passo indietro, come invece hanno fatto, per vari motivi, il vice sindaco Diego Fabris e gli assessori Rachele Lucia Sebellin e Rosa Scarpino. Le deleghe sono tornate in capo al primo cittadino. Il prossimo consiglio comunale per la distribuzione di nuovi incarichi è fissato a fine mese. Resta da capire cosa farà la maggioranza di Raffaella Campagnolo, il cui messaggio è decisamente chiaro. A Nove è il tempo della responsabilità. Eccoci qua, allora parliamo ancora di costi di energia talmente alti che il comune di Campodarsego ha deciso di chiudere gli uffici comunali di sabato nel mese di agosto. Chiuso l'ufficio anagrafe, l'ufficio tecnico, chiusa anche la biblioteca che ai sabati di agosto aggiungerà l'intero periodo compreso tra il 13 e il 22 agosto. A firmare il provvedimento il sindaco di Campodarsego Walter Gallo, che con il decreto numero 12 dello scorso 16 luglio, valutata la scarsa affluenza di cittadini in concomitanza con il periodo di ferie, ha adottato il provvedimento per contenere la spesa pubblica e in particolare i consumi energetici. Per la biblioteca sarà sempre operativo il servizio di smart locker per la consegna dei libri. Abbiamo parlato prima del ritrovamento di ostriche ultrasecolari del tempo dell'impero romano nelle acque di Lio Piccolo a Venezia, del ritrovamento di tartarughe di razza da parte dei carabinieri. Ora una terza notizia con un salvataggio insolito compiuto in questo caso dalla polizia di Padova. Un pony di un'azienda agricola di via Montegallo a Brusegana, sfuggito al controllo dei suoi proprietari e uscito dal recinto e dalla fattoria, si è portato verso via dei Colli. Spaventato dal traffico è stato sfiorato da alcune auto e poi finalmente raggiunto dagli agenti di una volante che si trovava in zona. I poliziotti lo hanno avvicinato, imbrigliato all'albero di un parcheggio, garantendo intanto la sicurezza stradale. Dopo vari accertamenti, gli operatori sono risaliti ai proprietari, che hanno subito raggiunto la volante e hanno trovato il loro animale in ottima salute. È andata bene a questo pony, è andata invece molto peggio ad un asinello predato dai lupi tra le case di Asiago. Scende la sera e qui ad Asiago, a 2 passi dall'aeroporto, dal centro abitato, un asinello giace sotto un telo in attesa di essere portato via perché la sua carcassa venga smaltita. È stato predato dai lupi. Assalito, sventrato, divorato mentre era ancora vivo. L'asinello è stato predato dai lupi in una zona di abitazioni e attività. Per salvare gli altri capi, il proprietario ha dovuto trasferirli nel giardino di casa sua, ma il dolore e la rabbia sono talmente forti che probabilmente Ernesto Rigoni sarà costretto a cedere tutti i suoi asini. Posseggo una ventina di asini per passione e purtroppo sono costretto a vendere tutto, eliminarli perché la situazione è insopportabile, insomma insostenibile. I lupi hanno aggredito, sbranato, ucciso l'asinello che aspetta di essere ancora portato via da questa strada e tutti gli altri, per essere salvati, sono stati custoditi qui nel giardino di un'abitazione, ma tutto questo non può certo durare. In autunno scorso me ne hanno predati 4-5 e feriti tutti gli altri. Adesso hanno cominciato a entrare nei recinti elettrificati e recintati di rete alta 1,50 m. Ernesto, come gli allevatori della stessa zona che si sono visti uccidere dei vitelli nei giorni scorsi, come i gestori delle malghe che hanno avuto predazioni in questa estate drammatica, si rivolge alle autorità. Io penso che la Regione debba porsi il problema, in quanto tutti i terreni rimarranno incolti e
anche il valore stesso il valore dei terreni stessi praticamente subirà un danno incredibile. Ma è tutta la montagna veneta che rischia di svalutarsi non solo sotto il profilo economico, di fronte a una serie di domande che non ottengono risposte. E intanto le predazioni continuano ogni giorno. Dalla montagna vicentina a quella bellunese per parlare della cronoscalata Pedavena Croce d'Aune. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si è preso un'altra settimana di tempo per decidere se concedere oppure no l'autorizzazione allo svolgimento di questa gara internazionale giunta alla 39esima edizione. Intanto si moltiplicano gli appelli bipartisan del mondo politico a favore della manifestazione. Sarebbe una estrema forzatura negare l'autorizzazione alla manifestazione e io credo sia difficile pensare che il parco possa arroccarsi in una posizione di diniego su una manifestazione peraltro così importante. Gli appelli si susseguono, politicamente sono bipartisan e vanno tutti nella stessa direzione. La Pedavena Croce d'Aune, la storica cronoscalata che ha rilievo internazionale, non può essere stoppata da una interpretazione autentica del regolamento dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che sì vieta eventi motoristici ma consente il transito di mezzi a motori su strade regionali, provinciali e comunali secondo le norme del codice della strada. L'assessore regionale Bottacin interviene per sostenere lo svolgimento della cronoscalata, peraltro autorizzata e calendarizzata dalla Federazione Sportiva. Io mi auguro che il parco dia l'autorizzazione come è accaduto negli anni passati e come tutti i documenti che io ho visto confermano che non ci sarebbero problemi ad autorizzare. Bottacin ha preso carta e penna e ha inviato una nota dettagliata al Presidente e al Consiglio direttivo del Parco, che ha momentaneamente sospeso la sua decisione attesa già la scorsa settimana. Nel frattempo il comitato organizzatore dell'evento ha posticipato la manifestazione da settembre all'8 e 9 ottobre prossimi. Il Presidente Lionello Gorza, in tempi non sospetti, aveva proposto un piano B, partenza e arrivo fino ai confini del parco e trasferimento dei piloti a Croce d'Aune. Io ho parlato anche in questi giorni con i piloti che erano in Nevegalla a correre. Il bello della gara è arrivare in cima, se no la facciamo un anno o due e dopo non si fa più, perché mi viene a perdere quell'interesse che negli anni ha sempre avuto. Proposta bocciata dunque dopo un'evidente sottovalutazione delle conseguenze di un regolamento stilato dal parco, cioè anche dai comuni che ricadono nei suoi confini, Pedavena compreso. Sicuramente c'è stata una lettura superficiale. La gara non è solamente l'evento turistico fine a se stesso, ma è veramente una manifestazione che il feltrino da sempre ama e la sente come una roba sua, cioè che va oltre anche il danno economico, è veramente una roba molto sentita. Quindi io spero veramente che ci sia una interpretazione giusta della norma, ecco. Prima di salutarci, lo sguardo al bollettino odierno di Azienda Zero per quanto riguarda il Covid. Continua a calare il numero dei nuovi positivi, oggi sono 4.960 e calano anche gli attualmente positivi, si scende a 82.780, un calo appunto lento che ci auguriamo continui anche in tutto questo mese di agosto e di settembre. Segni meno anche per quanto riguarda i ricoveri, meno 21 ricoverati positivi in area medica, meno 4 in terapia intensiva, circa 1.100 complessivamente le persone ricoverate con Covid, non solo per Covid ma con Covid negli ospedali veneti. I morti delle ultime 24 ore sono stati 7. Con questo noi chiudiamo Focus TG, torniamo sempre domani puntuali a mezzogiorno, buon proseguimento con Rete Veneta.